possiamo negli ultimi 2 minuti cambiare il tono di una discussione che è stata, piuttosto alta e molto distante dai classici lamenti dell'assenza di aiuto pubblico. Quindi io vorrei, come dire, ignorerò queste ultime cose che sono importanti, ma forse sono anzi importantissime di sicuro, però mi pare che siano appena decentrate rispetto a un approccio che è stato seguito in gran parte della discussione che abbiamo fatto, alla quale vorrei collegarmi. E voglio collegarmi perché voglio anche ricordare Nino Carrus. Credo che in gran parte sarebbe stato orgoglioso di sentire discorsi così pacati e insieme approfonditi e soprattutto liberi nel ragionamento come quelli che ci sono stati oggi. Di Nino Carrus voglio ricordare una cosa che mi disse lui, l'ho conosciuto relativamente poco, un mio collega economista, ho avuto occasione di conoscerlo come economista negli ultimi anni, e mi ricordava una cosa che magari segnalo se fosse sfuggita a chi eventualmente sta curando l'archiviazione, la raccolta di suoi contributi. Mi ricordò che in un rapporto con intellettuali come mio padre, immagino, sicuramente all'inizio degli anni 60, decisero di pubblicare su Chiusa una recensione niente meno che di produzione di merci a mezzo di merci di Piero Sraffa, libro che sicuro assolutamente astruso, studiato da generazioni di economisti. Nino Carrus diceva che questa fu forse una delle prime recensioni apparse in Italia su un libro di quel tipo, il che vuol dire come minimo che qualcuno in Sardegna seguiva la frontiera del pensiero economico, perché certamente il libro di Sraffa di quegli anni era sulla frontiera. Ho avuto anche modo di altri modi di conoscere la sua insieme semplicità e curiosità intellettuale, quindi mi piaceva ricordarlo, perché cercherò, come dire, di fare un intervento che tiene conto del luogo in cui siamo e dell'occasione in cui ci troviamo. Quindi vorrei parlare proprio dei temi dello sviluppo generali, non generici, ma generali sì, per un attimo. Poi dirò, mi confronterò anche sul tema, no, lo faccio fin dall'inizio, sul tema in questione. Parlando di sviluppo economico e quindi di un tema molto caro a Nino, a Carlos e a tutti noi, vorrei dire che c'era ieri e c'è oggi. Ieri ho fatto omaggio all'onorevole Maninchedda di un articolo di un grande giovane, nel senso che ha 2 anni meno di me, economista italiano, che spero che prima o poi, se non prendere il premio Nobel, sarà almeno incluso nella rosa dei premi Nobel. Si chiama Guido Tabellini. Abbiamo avuto la fortuna di averlo in Sardegna per un anno, perché Torino non l'ha voluto, la Bocconi non l'ha voluto, ce lo siamo presi noi a Cagliari, per fortuna. È stata, come dire, una politica di brain game, come si dice. Abbiamo guadagnato qualcosa per una volta. Non era sardo, ha lasciato cose strepitose in Sardegna anche in un solo anno. C'era un ieri e un oggi. Ieri si pensava molto più semplicemente di quanto si pensava oggi sullo sviluppo economico, molto più semplicemente. Si pensava che fosse una cosa molto semplice, che in fin dei conti lo sviluppo economico mancava perché c'era ignoranza delle classi imprenditoriali o dirigenti locali, che fosse una questione un po' di ignoranza, di non vedere facili opportunità. Qualcuno di voi ricorderà le teorie di Hirschman, che diceva: noi in fondo qua bisogna fare veramente bisogna un po', come dire, rompere, buttare un sasso nello stagno, poi si creano delle onde e queste onde quasi automaticamente creeranno sviluppo. Che vuol dire? Vuol dire che non ci sono infrastrutture, Ottana fa nulla, ci mettiamo un'impresa, poi l'impresa chiederà le infrastrutture, oppure dobbiamo pensare di far nascere un intero settore, ma no, poi inseriamo uno squilibrio virtuoso che poi genererà pressioni perché la filiera venga completata. Questa era, Hirschman ha fatto autocritica decenni fa, poi magari siamo andati avanti a fare investimenti di quel tipo. Hirschman aveva già detto il giorno dopo che, momento, non sto dicendo esattamente questo, però questa era la semplice idea dello sviluppo. Naturalmente ha fatto proseliti con i quali mi piace polemizzare spesso quando mi capita,
in Sardegna, non lo farò oggi in loro assenza, però abbiamo tutti capito che quella scorciatoia non c'è, non esiste. Qual è la caratteristica di quella scorciatoia, al di là del pensiero di Hirschman, che devo dire era teoricamente ragionevole, quasi. Come dice Keynes, tutti sono un po' vittima di vecchie idee di qualche economista, ed è successo che dei politici abbiano visto in quel modo semplice una grande opportunità, non so se per lo sviluppo, certamente per il proprio ruolo. Per lo sviluppo non lo so, ci avranno creduto, sono sicuro che ci hanno creduto, ma sicuramente hanno visto il loro ruolo, hanno detto, un momento, ma se lo sviluppo lo si libera mobilitando un po' di risorse, le risorse sono in quell'epoca facilmente condizionabili dalla mediazione politica, ecco la chiusura, facile. Lo sviluppo dipende dalla politica. Beh, se io voglio dire una cosa oggi è: chi pensa così, lasci perdere. Chi la pensa così, lasci perdere. La politica ha un ruolo diverso, può accompagnare, favorire, sostenere, cucire, riorientare, ammorbidire. Tommaso Paolo Schioppa ha parlato l'altro giorno di efficienza ed equità, il mercato si occupa molto di efficienza e pochissimo di equità. La politica deve occuparsi assai più di equità che di efficienza, ognuno col suo ruolo. Io credo che oggi questo, negli interventi, come dire, vedo che questa consapevolezza sta crescendo, al di là di quello che pensano economisti come me, adesso temporaneamente assessori. Però vedo che questa consapevolezza sta crescendo e questo secondo me è un punto molto importante. Bisognerebbe essere molto severi con le scelte fatte negli anni passati, molto severi, perché erano scelte velleitarie, erano scelte che mettevano le fiche su un unico numero, velleitariamente, erano scelte che disprezzavano il mercato. Capire che prima o poi la Cina e l'India si sarebbero mosse, direi che non era così difficile. Erano scelte fatte dentro la scommessa di un mercato protetto e quindi erano scelte che hanno continuamente alimentato la richiesta di protezionismo. Ora, volete un bel esempio di protezionismo per liberarci dei nostri incubi locali? La Fiat. Forse si è beccato il manager che farà il miracolo che la salverà, ma la Fiat per decenni non ha fatto altro che andare in Parlamento e chiedere protezionismo. E cosa succedeva nel frattempo? Che ci obbligavano a comprare delle 126 che, come ricordate, si aggiungevano negli anni, di cui si rompevano i freni. Si racconta di una lettera mandata dalla Fiat che diceva ai proprietari: signori, i freni della 126 si rompono e, notizia, non possiamo aggiustarli. Allora, potete immaginare oggi una lettera del genere? Probabilmente la Fiat fallirebbe in 2 minuti, per fortuna, perché ormai la protezione dei consumatori è diventata una cosa seria. Il protezionismo fa disastri, il protezionismo in economia fa disastri. Quelle scelte scommettevano su molto protezionismo, non era difficile capire che il mondo si stava muovendo in altre diversissime direzioni. Quindi questo ieri, questa idea che un politico può decidere cosa si può produrre, o come ha ricordato molto bene il presidente della provincia, che con investimenti produttivi politicamente condizionabili si può anche fare politica di coesione territoriale. Beh, per un economista questo è un errore gigantesco, è usare uno strumento per raggiungere 2, 3, 4 obiettivi. Non funziona così. Un obiettivo, uno strumento, che sembra una cosa semi-matematica, ma vuol dire una cosa molto semplice in effetti. Vuol dire che dobbiamo avere un'idea molto chiara di ogni obiettivo e di qual è la strada per raggiungere esattamente quell'obiettivo. Allora, vogliamo un'industria competitiva in Sardegna? Ragioniamo su come avere un'industria competitiva in Sardegna. Poi ci chiediamo anche quali sono le